una comunicazione ufficiale che ci hanno comunicato l'AIFA ha sospeso momentaneamente in via precauzionale la somministrazione di AstraZeneca, di alcuni lotti. Per consentire di approfondire questo aspetto, momentaneamente le vaccinazioni, le somministrazioni con AstraZeneca sono momentaneamente sospese. Non è successo nulla di grave sui vaccini che sono stati utilizzati in questo presidio, su quello qui dell'ospedale da campo e come sapete i vaccini ci vengono forniti dall'azienda ospedaliera e oggi era il terzo giorno di somministrazione. Quindi per tutte le persone che sono in attesa della somministrazione momentaneamente sospesa sarete ricontattati quando l'autorità nazionale sanitaria di riferimento svolgerà gli approfondimenti su alcuni lotti. Il colonnello Rizzo, direttore dell'ospedale da campo dell'esercito di Cosenza, parla ai docenti in fila a Vagliolise e spiega loro cosa è successo. Pochi minuti prima, l'ultima inoculazione del vaccino AstraZeneca al personale scolastico, poi la sospensione dettata dal comunicato AIFA che ha imposto lo stop in via precauzionale. Anche i soggetti che erano all'interno della struttura militare in attesa sono stati fatti uscire. Per le persone prima di noi ci dispiace, se questo vaccino era variato, aveva dei problemi, sinceramente non so come si piglia. Io contatterei le persone che hanno fatto prima il vaccino. Sgomento da parte del preside Iaconianni, che era in fila con i suoi docenti. Siamo un po' frastornati anche da questa notizia, perché siamo in fila. Adesso a questo punto è chiaro che ognuno di noi ha giustamente un po' di paura, qualche dubbio, insomma, vediamo, ci affidiamo ai nostri esperti, ai nostri medici, ai nostri dottori, sperando che questa verifica venga fatta in fretta comunque, perché insomma ci inquieta un po' questa cosa, ci inquieta indubbiamente. Adesso le persone a cui è stata inoculata la dose di AstraZeneca, più di 150 tra mattino e primo pomeriggio, saranno monitorate dall'ASP su indicazione della struttura militare. Sono già soggetti al sistema di farmacovigilanza dell'azienda ospedaliera, quindi noi sappiamo la lista delle persone, qualsiasi situazione particolare, che tengano subito informate le autorità sanitarie per essere monitorizzate, senza nessun allarmismo. Senza nessun allarmismo, questa è la copertina dedicata da Luca Chito. Ben trovati a questo ennesimo numero di Seven, che è il settimanale che prova a ricapitolare quelle che sono le principali notizie trattate dalla nostra redazione giornalistica nell'arco di 7 giorni appunto. E questo è il numero magico, ma a proposito di questo bisogna ragionare su quello che può essere un atteggiamento concreto. Soprattutto bisognerebbe bloccare e mandare in lockdown i leoni della tastiera, quelli che generano panico nella popolazione, che soprattutto senza avere alcun tipo di possibilità di approfondire notizie diffondono ovviamente con delle notizie false il panico tra la gente. Bisogna essere speranzosi. A proposito di questo, il colore della speranza pare essere il verde, ma la cromatologia è anche un fenomeno psicologico, perché Luscher intorno al 47, uno psicologo, uno svizzero, definì quello che poteva essere il sentimento, le reazioni, le emozioni legate ai colori. Invece noi ci ritroviamo in un'Italia, parlando di questa nostra nazione, che si ritroverà da lunedì con colori diversi. Il rosso, che prima era legato alla passione, all'amore, diventa il pericolo. E poi man mano ci sono i gialli e l'arancione, o meglio, prima c'è l'arancione e dopo il giallo. Capiremo cosa accadrà a partire da lunedì, soprattutto perché immaginiamo che il piano di Draghi, che ha parlato già rispetto alla riforma del lavoro nella pubblica amministrazione, ma anche alla campagna vaccinale per far ripartire l'Italia, possa essere meglio organizzato. E poi, parlando ancora della nazione, l'altra notizia che può fare pensare tutti quanti noi è questo cambio repertino da parte di Enrico Letta, che da Parigi prima si dichiara non disponibile perché impegnato a fare tutt'altro e quindi non, almeno inizialmente ha detto di non voler tornare in politica perché aveva già il suo lavoro e l'esperienza l'aveva già fatta, ma a quanto pare questa è una cosa che poi verrà fuori nei prossimi giorni, perché stamattina c'è stata questa sua riunione con i vertici del partito a livello nazionale, ovviamente con un collegamento via telematico, per stabilire rispetto al suo programma se diventerà o meno il segretario del Partito Democratico. Detto ciò,
Noi arriviamo in Calabria dove il caos è totale per quello che riguarda intanto l'organizzazione, fatto salvo alcuni casi che ovviamente tratteremo, ma soprattutto per quello che riguarda poi la gestione della cosa pubblica, perché sappiamo che c'è una giunta in affanno, con un facente funzioni in affanno, con un consiglio regionale che ovviamente per quel poco di opposizione che rimane comincia col dire che dopo essersi riunita a distanza di 3 mesi e più, quasi 5 diciamo per dire il vero, si trova un documento da approvare sui fondi, sulla spesa dei fondi comunitari che risulta essere un copia e incolla con quello della Regione Lombardia. Cose del tutto calabre, alla quale ovviamente noi non ci abituiamo mai, non ci dovremmo mai abituare, perché abbiamo bisogno necessariamente un cambio di passo che auspichiamo possa avvenire ovviamente quanto prima possibile, ma al momento occupiamoci di ciò che accade in Calabria, perché a proposito di AstraZeneca state tranquilli, AstraZeneca, le vaccinazioni sono riprese. Il caso ABV 2856 non sembra aver scosso più di tanto i docenti che erano in lista per sottoporsi al vaccino. Questa mattina, già alle 8, c'erano decine di persone in fila per il primo turno di inoculazioni. Finora i 173 soggetti ai quali sono state somministrate le dosi appartenenti al lotto sotto osservazione non hanno avuto sintomi rilevanti, tranne quelli previsti e classici. È chiaro che un contraccolpo psicologico c'è stato, ma alla fine la maggior parte dei docenti e del personale ha deciso di optare per la vaccinazione. Spero che sia un fatto episodico, ecco. Sono fiduciosa che sia un fatto episodico. Mi dico coraggiosamente, appunto, credo che non si ripeterà. Qualche timore c'è, però certamente non mi sento di non sottopormi al vaccino. Mi sembra di avere un piccolo paracadute di fronte a questa situazione, insomma. Sperando che vada bene, però come tutti i vaccini avrà dei rischi. C'è qualche suo collega che in queste ultime 24 ore ha cambiato idea, che lei sappia? Che io sappia direttamente no, però immagino che qualcuno qualche riflessione contraria purtroppo, ma anche giustamente l'abbia fatta, perché non è facile scegliere quale rischio correre. Ecco, qui si tratta di scegliere quale rischio correre. L'arte della comunicazione e soprattutto la tempestività nel dare le notizie e come porgere le notizie agli utenti, perché questo può ovviamente generare del panico, però detto ciò la vaccinazione di AstraZeneca sta continuando nella somministrazione, nell'inoculazione anche all'Università della Calabria, dove le cose vanno per il verso giusto. Si sta continuando quotidianamente a vaccinare e quindi si esaurerà nel giro di 10 giorni anche la somministrazione per il personale docente e non docente dell'Università della Calabria, e ve ne daremo ovviamente informazione nei prossimi giorni anche per capire come va da questo punto di vista. A proposito di colori, perché ne abbiamo parlato in apertura e abbiamo parlato di quello che può riguardare diventare zona rossa, arancione o altro, da lunedì cosa cambia in Calabria? E l'unità di crisi regionale a certificare i numeri. In Calabria sono state somministrate 5.674 dosi di vaccino AstraZeneca sulle 8.000 totali che facevano parte del lotto ritirato. Situazione strettamente monitorata, si assicura dalla Cittadella a Catanzaro. Sui vaccini si accelera e si cambia sistema di stoccaggio. Lo stoccaggio dei vaccini dalla prossima fornitura in poi verrà fatto a livello regionale e non più a livello provinciale, per cui tutte le ASP e tutte le aziende ospedaliere con gli elenchi di prenotazione si dovranno rivolgere al centro di stoccaggio che sarà sicuramente istituito presso l'ospedale Mater Domini di Catanzaro. La Calabria cambia colore e da gialla passerà in arancione già da lunedì. L'aumento dei contagi preoccupa. L'appello del presidente facente funzioni Spirlì. Il contagio sta aumentando in tutte le fasce d'età. Quello che vi chiedo è di rispettare assolutamente le indicazioni che noi vi diamo, tutti con la mascherina, tutti a disinfettarci le mani costantemente, tutti a rispettare il distanziamento e soprattutto, per favore, oggi più che mai evitate le occasioni di assembramento nei vostri paesi, nelle vostre città, nei vostri comuni,
evitate le occasioni di assembramento. Non è più il momento di negare o di essere leggeri. Sui nostri territori purtroppo è presente, e ormai lo sappiamo, già la variante inglese. Stiamo studiando per capire se ci sono anche altre varianti. La variante inglese non si comporta come il virus si è comportato fino ad oggi, quindi vi chiedo ufficialmente di evitare qualsiasi forma di assembramento o di alleggerimento dell'attenzione. Da giorni si assiste ad un costante aumento dei ricoveri negli ospedali calabresi, trend in crescita anche a Cosenza, sia in reparto sia in terapia intensiva. C'è una costante che è l'aumento quotidiano dei pazienti che arrivano presso il nostro pronto soccorso. Io non credo che sia iniziata una terza fase, ma direi che lentamente sta continuando la seconda fase. Il numero dei pazienti che noi abbiamo in terapia intensiva è elevato rispetto ad una flessione che c'era stata la settimana scorsa. Abbiamo una costante di aumento del problema, quindi io tranquillo non starei e comunque direi soltanto di mantenere alta l'attenzione, perché penso che questo sia comunque il frutto di una rilassamento su quello che era l'attività di prevenzione fatta nei giorni precedenti. Ora, al netto delle considerazioni che possiamo fare su quella che è l'organizzazione della macchina, che stenta ancora a partire perché sentiamo diversi faremo, provvederemo, organizzeremo, decideremo. Ora, al netto di ciò c'è anche un po', come dice il dottor Pasqua, una sorta di sbraco da parte di tantissime persone che si sentono probabilmente con l'arrivo della primavera imminente un po' più liberi. Invece no, perché bisogna continuare, al netto se la chiamiamo seconda fase, terza fase, prolungamento della seconda fase, questo non è importante, ma bisogna stare attenti e tenere alta la guardia, perché la vaccinazione, se aumenterà, ci porterà fuori da un rischio. Anche perché dobbiamo puntualizzare che restiamo, o meglio diventeremo arancioni, perché per decreto Draghi ha eliminato, almeno nel periodo pasquale, le zone gialle, perché i numeri in questo momento ci avrebbero potuto consentire, nonostante l'aumento dei contagi, di restare in zona gialla. Ma siccome per parlare di uscita dal tunnel bisogna procedere velocemente e organizzare le vaccinazioni, cominciamo i primi due servizi che per l'appunto riguardano le vaccinazioni. Dopo sole 24 ore dall'attivazione, il servizio di prenotazione al CUP per la vaccinazione dei soggetti fragili è entrato in tilt. Dall'ASPA di Cosenza fanno sapere che a provocare il problema è stato il sovraccarico di telefonate e richieste. La soluzione è stata individuata nei medici di base. Saranno loro, ha detto Martino Rizzo, direttore sanitario dell'ASPA, a segnalare i pazienti fragili fornendo gli elenchi. Noi siamo disponibili a collaborare come al solito, quindi a predisporre gli elenchi dei soggetti fragili. Questo è l'accordo che ha firmato il nostro segretario provinciale, e sono i capi distretto, i direttori di distretto, che sulla base degli elenchi programmeranno le vaccinazioni. Gli elenchi si fanno in base a una tabella numero 2 del DCA numero 32 del 19 febbraio del 2021, quindi sono fissati. Questo ha determinato l'assoluta mancanza di possibilità di lavorare oggi. Stamattina ognuno di noi ha avuto decine e decine di telefonate privandoci della possibilità di lavorare, perché il call center ha erroneamente rimandato al medico di famiglia questa competenza. Non siamo noi che possiamo prenotare, questo lo vorrei dire. Noi possiamo prenotare solo nei nostri ambulatori quando ne avremo la possibilità e con altri tipi di vaccino.
Hanno priorità nel piano vaccinazioni nazionale e sono parificati agli over 80. Sono i soggetti estremamente fragili che avrebbero diritto a ricevere la propria dose di antidoto di questa fase. Chi è in cura presso le strutture ospedaliere è stato già convocato, per gli altri finora c'è stata poca chiarezza. Il direttore sanitario dell'ASP Cosentina, Martino Rizzo, ci spiega qual è il meccanismo per accedere alla vaccinazione per questi soggetti ad alto rischio. Certamente c'è stato un difetto di comunicazione e un equivoco. Che ha portato effettivamente a una serie di problematiche e un sovraccarico anche delle richieste ai medici di base, con i quali ovviamente mi scuso perché non è il loro compito ovviamente fare da centralino e recepire le istanze della popolazione e dei loro pazienti. Quello che noi avevamo chiesto non era che i pazienti stessi si rivolgessero ai medici di base, ma avevamo chiesto e chiediamo ai medici di base semplicemente di segnalarci quali sono questi pazienti, cosa che in molti hanno già fatto. Quindi noi abbiamo già degli elenchi. Alcuni si sono praticamente iscritti tramite quel numero verde, quel numero diciamo di telefono che avevamo dato, che purtroppo è andato in tilt immediatamente perché ha ricevuto una serie di richieste. Devo dire che la soluzione dovrebbe arrivare attraverso l'acquisizione degli elenchi dai nostri stessi uffici ticket. Quindi parlare di fragilità è un modo per essere eleganti, la fragilità del sistema organizzativo che fa acqua da tutte le parti, questo è quanto. E soprattutto c'è da svincolare e da sdoganare il pensiero che qualcuno ha avuto sulle colpe presunte dei medici di base. No, loro devono fornire solo gli elenchi, poi è chiaro che chi fa le call, chi stabilisce gli elenchi, devono essere le aziende e quindi questo è certo ed è giusto dirlo a favore e a vantaggio di quanti ci ascoltano. Ma a proposito di patologie che vengono messe in lista di priorità e quindi di quali sono le fragilità, fa discutere proprio per l'appunto l'elenco delle patologie che sono state considerate prioritarie. Questa è la lista di esenzioni per l'accesso alle vaccinazioni Covid delle categorie fragili in Calabria, soggetti che hanno priorità nella campagna in corso. Da più parti sono state mosse critiche sulla composizione della tabella, nella quale sarebbero state inserite alcune categorie che non ne avrebbero diritto, a scapito di altre con un rischio potenziale maggiore. La cosa è abbastanza chiara nel decreto. Nell'elenco delle patologie ce ne sono alcune assolutamente sbagliate, cioè che non si può intendere fragile una paziente o una paziente donna, il più delle volte, che ha una banale tiroidite da Hashimoto, che non abbia determinato un ipotiroidismo bestiale, anche perché viene trattata, per cui non ce l'ha. Ecco, quindi ci sono anche lì degli errori che vanno corretti. C'è anche il problema che il fragile viene il più delle volte fatto e deve essere fatto nel centro che lo segue, e infatti così si sta facendo negli ospedali. Ancora una volta, purtroppo, molti fragili noi li abbiamo, in particolare gli oncopazienti, li abbiamo seguiti fuori regione, e qui saremo invece i centri nostri che si dovranno far carico anche di gente ovviamente trattata fuori regione. Quindi è chiaro che ci possono essere dei ritardi più che delle disfunzioni per quanto riguarda il problema della fragilità. Magra consolazione che il fatto è che il problema non sia solo nostro ma anche a livello nazionale, ma certamente bisogna procedere accelerando, perché ci sono veramente, noi riceviamo segnalazioni di tantissime persone che rientrano nelle categorie dei cosiddetti fragili, che hanno patologie molto gravi, che sono in attesa di essere chiamati, di essere convocati, gli venga assegnato il giorno, la data, l'ora, il luogo dove potranno ricevere la prima inoculazione del vaccino. Ma a proposito di vaccinazione, perché dobbiamo chiuderlo questo cerchio, capiamo un po' con questi due servizi prossimi come stiamo andando dal punto di vista della direzione, dei tempi. Vediamo un po'. Le difficoltà nelle vaccinazioni e le tante criticità nel sistema prenotazioni penalizzano e non poco i cittadini, costretti a lunghe attese telefoniche quando riescono a prendere la linea, a tempi che sono incerti per l'inoculazione del vaccino, e per chi invece riesce a superare tutto questo percorso ad ostacoli. Sentite a cosa va incontro. Da cittadina di Rende, questa mattina mi sono recata in compagnia di mio marito, che era prenotato per questa mattina alle ore 9
presso il centro dei ciechi a Rende per naturalmente la somministrazione del vaccino. Arrivati all'orario naturalmente che c'era stato segnalato, e ci è stato detto che il vaccino non era disponibile. Non solo non c'era, ma non sarebbe stato possibile ipotizzare quando e come e dove eventualmente vaccinarlo. È una persona di 87 anni con cardiopatia, dunque una persona che da 1 anno e 2 mesi vive isolato in casa, appunto per proteggersi e naturalmente di conseguenza anch'io per proteggere lui e me stessa, ovviamente. È accaduto a Rende, non è il primo caso, ma è possibile che non ci si organizzi in modo da evitare queste figure barbine? Tutto sulla pelle di persone anziane e con patologie che dovrebbero essere tutelate e non assistere a questo rimpallo di responsabilità davvero indecente. Al centro ci è stato detto ipoteticamente quando e come potrebbe, e naturalmente abbiamo informazioni diverse da queste. Possiamo dire che avendo contatti anche con persone molto anziane del territorio, sappiamo che nessuno di loro, addirittura 92enni, 94enni, con patologie importanti come diabetiche o oncologiche, non hanno tutt'oggi ricevuto il vaccino e non sanno quando ancora saranno vaccinati. Purtroppo devo dire che dei disservizi si stanno verificando, ma sono dovuti al fatto che probabilmente fino ad ora abbiamo vaccinato poco, adesso stiamo vaccinando troppo. Noi dobbiamo sempre fare i conti con le dosi che ci vengono fornite e quelle dosi possiamo utilizzare, per cui che ci affanniamo a programmare vaccinazioni nell'immediatezza ovviamente può portare a dei problemi quali questi che si stanno verificando, e non è il primo, devo dire, anche se io avevo raccomandato di programmare le attività in relazione alle scorte di vaccino disponibili. Ora sono certo che a me, a Luca Chito, a voi da casa che ci ascoltate, ci sembrerebbe quasi un ragionamento logico, no? Quello di contare il numero dei vaccini che si ha a disposizione da scongelare nel quotidiano e fare una lista di persone che ha ad esaurimento anche un overbooking, come si fa per esempio negli aeroporti, no? Delle persone che casomai qualcuno non si presenta può essere considerato in coda ovviamente a questa lista. Tutto ciò che sembra talmente facile a pensare ovviamente, non riusciamo a farlo. Fatto salvo i piccoli centri, sembra la cosa più difficile del mondo. Addirittura prima si vaccinava troppo poco, adesso c'è il rischio che si vaccini troppo. Io non riesco a sentire, sembra che tutte le persone che abbiano una responsabilità nella sanità in questa regione abbiano perso le staffe. In ogni caso, parlando di Covid e parlando di vaccinazione, è accaduto che a Vibo, e questo è il servizio di chiusura, i sindaci hanno bloccato un trasferimento di vaccini verso Reggio Calabria. È una lotta tra poveri, ma se la città di Vibo Valentia, la provincia di Vibo Valentia ha avuto assegnato queste dosi, è giusto che queste dosi che sono state assegnate alla nostra provincia, alle nostre città, a tutte le città che fanno parte della provincia di Vibo Valentia, è giusto che queste dosi siano somministrate ai cittadini di questa provincia. Il sindaco di Vibo, Maria Limardo, insieme agli altri primi cittadini del Vibonese hanno protestato contro la decisione del commissario per la sanità della Calabria, Guido Longo, di trasferire 2000 dosi di vaccino, che vanno ad aggiungersi ad altre 1000 già dirottate, all'ASP di Reggio Calabria. Il sit-in è davanti all'ASP di Vibo, dove hanno incontrato il commissario Maria Pompea Bernardi, esternando tutta la loro contrarietà per una decisione che, dicono, penalizza fortemente il territorio. Noi dobbiamo assolutamente sapere dove sono custoditi questi vaccini, perché vogliamo andare fisicamente, personalmente, ad impedire che questi vaccini possano prendere un'altra strada. Noi vogliamo sapere dove sono, perché faremo una turnazione giorno e notte, presidieremo il portone per impedire che questi vaccini vadano da altra parte. La provincia di Vibo Valentia,
tutti i paesi del territorio della provincia di Vibo Valentia, tutte le città hanno pari dignità rispetto alla città di Reggio Calabria, che noi stimiamo che è città metropolitana assolutamente, ma noi rivendichiamo la pari dignità dei nostri territori. Somiglia al caos, pur di copiare e incollare, piuttosto che copiare e incollare documenti di programmazione che poi non vengono nemmeno rivisti o corretti, probabilmente bisognerebbe copiare da quelle che sono le zone virtuose d'Italia, come la Toscana, no? Una regola sulle vaccinazioni di massa, su come si procede per poter utilizzare bene tutte quante le dosi di vaccino e proteggere gli anziani, le categorie a rischio, quindi le persone che hanno patologie gravi, così come il personale della scuola, così come le forze dell'ordine, per come è stato previsto. Qui non si riesce a gestire questo caos, peraltro disorganizzato. Questo era l'ultimo servizio di questa settimana, sperando di poter ripartire con la settimana prossima con delle nuove buone notizie, che la nostra posizione nella graduatoria delle somministrazioni possa crescere a livello nazionale, non tanto per una questione di figura, ma per una questione di rispetto nei confronti della gente che sta male. La gente che sta male e che soprattutto sa di avere delle strutture sanitarie fragili, se non debolissime. Ci vediamo la prossima settimana, ovviamente il canale è sempre lo stesso, è il 10, questo è TEN, sul digitale terrestre ci trovate 24 ore al giorno, perché tra TG e approfondimenti cerchiamo e proviamo a portare nelle vostre case la giusta informazione.